Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Vediamo una notizia pubblicata dalla Nuova di Venezia, inchiesta Palude, la Cassazione annulla i decreti di perquisizione a Ceron e Donadini. Vedete la prima pagina della Nuova Venezia con il sindaco Luigi Brugnaro, ne parleremo poi più avanti con tutti i dettagli. Andiamo avanti sempre con l'autonomia, in questo caso la Regione, la riforma che prosegue seguendo i rilievi della Corte Costituzionale. Il Presidente Zaia ha parlato a sorpresa davanti al Consiglio regionale difendendo la riforma Calderoli. Scettiche le opposizioni. Mattinata Zaia ieri era al Balbi per parlare di sanità. Ci sono novità importanti per i medici di base. Non è vero che la Corte esprime dubbi sul processo del regionalismo. Bocciata l'ipotesi di un referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia differenziata, il percorso della riforma riparte da quelle specifiche parti sulle quali sempre la Corte Costituzionale aveva avanzato riserve di illegittimità. Qualcuno dice è stata smontata la legge Calderoli. Di certo in alcune parti ci sono stati degli interventi della Corte che sono interventi che hanno chiarito alcuni passaggi. Zaia arriva a sorpresa a Palazzo Ferrofini difendendo davanti al Consiglio regionale l'impianto generale di un regionalismo che, dice, la stessa Corte Costituzionale ha definito auspicabile, fatte salve le riserve di uniformità di crescita del Paese. Le opposizioni sono critiche. Prendo atto che lei sia contenta, Presidente, e non so se questo sia una qualità in questo caso, perché sicuramente va a sgonfiare quelle che, a sue parole, sono le aspettative di molti dei cittadini del Veneto. Noi dobbiamo spiegare come con l'autonomia o con quello che rimane della legge Calderoli, ovvero nulla, si riesce a dare una speranza a queste famiglie venete in difficoltà. Io credo che la risposta sia che non si riesce in alcun modo. La richiesta delle 23 materie non corrisponde alla necessità dei cittadini, risponde ad una logica politica, o meglio dovrei dire di potere. Alberto Villanova dell'Intergruppo Legalista Zaia rinserra le fila della maggioranza e striglia le opposizioni. Non ci credete neanche voi a quello che state dicendo qui in aula. Si vede che state recitando una parte che vi viene imposta dai vostri leader nazionali. La giornata di Zaia era iniziata a Palazzo Balbi in occasione della giornata mondiale contro il cancro. In Veneto negli ultimi anni si sta abbassando sia l'incidenza dei tumori che la mortalità, mentre aumenta il parametro della sopravvivenza. Più in generale, Zaia parla anche di medici di base. Non è vero siano pochi, ma non tutti massimalizzano l'attività. Io non lo dico polemicamente perché è un diritto dei medici, sono dei professionisti, sono una delle colonne portanti della sanità del Veneto, però non tutti i medici hanno fatto la scelta o non possono avere il numero massimale di pazienti che è 1500, per cui per questo motivo abbiamo delle zone scoperte. Arriveranno i nuovi specializzati e speriamo che molti di questi si fermino in Veneto. Servizio di Filippo Fois. Adesso andiamo sulla cronaca, andiamo a Mestre perché c'è stata una spaccata, l'ennesima spaccata, in questo caso la 10ª spaccata ai danni dello stesso titolare di un negozio. Andiamo da Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. A te, Anna. Eccoci direttore, buongiorno. E torna esattamente come hai detto tu l'incubo, spaccate a Mestre nel mirino dei ladri, nuovamente il negozio Primo Benessere MAD che si trova in piazzale Leonardo da Vinci, a 2 passi da via Cappuccina dove ci troviamo noi. Sì. Una spaccata erotica, così l'ha definita il titolare, che sorride amaramente, il signore Adriano Ghedin. Certo. Lei qua ci sta mostrando la foto, come sta ritraendo adesso con le immagini Sandro Ponchio, della vetrina, di una parte della porta come era ridotta l'altro giorno, come l'ha trovata quando è entrato al mattino. Ecco, ieri mattina entrando abbiamo trovato questo foro che sono entrati, fatalità, perché erotica, perché nella vetrina a fianco qui abbiamo prodotti che sono prodotti vigorenti per libido, for sex, che aiutano per le prestazioni. E fatalità è l'unico posto che abbiamo visto mancante prodotti, una decina di prodotti,
mancanti, vuol dire che fatalità, lui interessava anche questa cosa, e mentre nel resto del negozio non si è visto traccia e così pure anche la cassa non ha rubato niente, perché i soldi ormai non li tengo più in cassa, perché dopo furti, ogni 6 mesi ce n'è uno, e perciò la cosa è così da notare è che hanno appunto preso questi prodotti. Ecco, signor Adriano, dopo 10 furti certamente lei si è attrezzato contro queste aggressioni, queste nuove incursioni, ha sporto l'ennesima denuncia. Le denunce si fanno perché loro più o meno hanno già una serie di nomi, però penso che per avere le prove vere bisognerebbe che io avessi visto le telecamere, i filmati, per capire bene quali sono le persone, che poi alla fine non possono neanche fargli niente, perché sono persone che non hanno niente da perdere. Si sente più sgomento, rassegnato, o quale il suo stato d'animo nel momento in cui ogni giorno deve tornare a tirare sulla saracinesca, con l'incognita di trovare eventualmente una sorpresa pari a questa? Esatto, perché fatalità è che l'anno scorso mi è successo in un mese, addirittura 4 volte di seguito, le spaccate prendevano i vasi della spazzatura grande, appoggiavano alle vetrine, salivano sopra e col piede spaccavano i finestrini alti, che praticamente sono tutte cose che quando dai colpi forti e sicuri si rompono, perché si può rompere tutto, basta avere l'attrezzo giusto, come nel caso di questa porta qui, che penso sia stata una massa oppure un grosso tombino che l'hanno trovato i carabinieri a 50 metri da qua. Vuol dire che se lo sono portati con sé per fare un altro colpo. Ecco, poco prima o poco dopo questo assalto c'era stato un tentativo di assalto sempre accanto al negozio, esatto, al centro di massaggi orientali che si trova accanto al negozio Primo Benessere, dove ci troviamo noi. In conclusione, signor Adriano, lei cosa fa dopo 10 furti? Continua con la sua attività? Perché ci aveva raccontato tempo fa che pensava di vendere il negozio. Sì, ma infatti è che nessuno vuole comprare, perché proprio Mestre sta diventando un punto che è difficile anche vendere, sia i muri sia l'attività, perché non c'è tranquillità, perciò sta decrementando proprio il commercio e tutto, e perciò è una cosa difficile. Quindi continua a mettere la sua attività in vendita? L'attività attualmente non è in vendita, perché mi piace rimanere dentro con i nostri dipendenti, ma i muri qualcosa per recuperare, per pagare questa IMU che è assurda qui a Mestre, perché paghiamo le tasse come fossimo in Piazza Ferretto, cioè pagare 17.000 euro all'anno di IMU su un negozio così che è neanche 300 metri è una cosa assurda. Ecco, con questa nuova, nuovo focus del signor Adriano Ghedin, titolare del negozio Primo Benessere MAD di Piazzale Leonardo da Vinci a Mestre, si apre una nuova parentesi da approfondire in altra sede. Ed esatto. È tutto, con le immagini di Sandro Ponchio. La linea torna a te, direttore. Grazie Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, e andiamo avanti con non gli incidenti stradali in questo caso, ma un camionista che è morto questa mattina intorno alle 6:30 mentre era alla guida di un mezzo pesante lungo l'autostrada A4 nel tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. L'uomo avrebbe avuto un malore e il camion è finito contro le barriere di sicurezza laterali, continuando la sua corsa per circa 200 metri prima di fermarsi. L'autista infatti avrebbe avuto la forza di tentare di accostare a destra nella corsia di emergenza. I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno tentato inutilmente di rianimarlo, ma hanno poi potuto soltanto constatarne il decesso. L'incidente ha causato rallentamenti nella circolazione con il formarsi di code. Sul posto, oltre a polizia stradale e vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale di Autostrade Alto Adriatico. È davvero molto apprezzabile questo ultimo tentativo da parte di questo camionista di non provocare gravi incidenti invadendo la carreggiata.
L'Agenzia delle Entrate ha disposto la cessazione d'ufficio di 26 partite IVA aperte in provincia di Treviso dal 2022 al 2024 che la Guardia di Finanza ha segnalato e che sarebbero state aperte per effettuare truffe sulla vendita di automobili di grossa cilindrata. Le Fiamme Gialle di Treviso hanno svolto indagini sul campo attraverso il controllo del territorio e successivamente grazie alle informazioni desunte dalle banche dati nel settore delle autovetture usate che frequentemente al centro di frodi nelle fatturazioni o per la vendita attraverso piattaforme di annunci online su veicoli in realtà non disponibili. Una volta individuati i target sospetti, le attività investigative si sono concretizzate in sopralluoghi nelle sedi operative dove è stata appurata l'assenza delle imprese di fatto domiciliati in immobili residenziali senza struttura organizzativa né personale dipendente. Alla richiesta dei finanzieri di fornire informazioni, la maggior parte dei titolari non ha risposto, limitandosi a fornire informazioni inattendibili e incomplete. Alcuni di loro sono anche risultati già coinvolti in truffe a persone interessate ad acquistare autovetture di pregio a prezzi vantaggiosi. Dopo essere riuscito a estorcere 1.000 euro a una ragazza, qui siamo a Padova, un 57enne romano è stato arrestato dalla polizia. Vediamo i particolari. È stato arrestato dalla polizia un uomo di 57 anni, senza fissa dimora, accusato di aver estorto 1.000 euro a una ragazza fingendosi maresciallo della polizia, un grado peraltro inesistente. I fatti: una ragazza padovana viene avvicinata da una persona ben vestita che afferma di essere un maresciallo e l'accusa di averla vista e filmata mentre comprava un pezzetto di hashish. Per questo doveva accompagnarla in caserma, perquisirla, e della cosa ne sarebbero venuti a conoscenza anche i familiari. Davanti alla reazione sconvolta della giovane, che teme di perdere anche il posto di lavoro, l'uomo chiede, facendole credere che avrebbe così messo tutto a tacere, 300 euro che la ragazza preleva a un bancomat e gli consegna. Il giorno dopo però riceve una telefonata dal finto maresciallo che le dice di aver saputo che altri colleghi avevano fotografato e filmato la scena e chiede altri 700 euro che la giovane, ormai terrorizzata, riesce a recuperare tra i suoi risparmi e quelli del fidanzato. Nuova telefonata, altri 1.500 euro la richiesta e a quel punto la ragazza presenta denuncia in questura. Gli agenti si appostano in borghese in Piazza dei Signori a Padova e bloccano il 57enne, convinto di ricevere i soldi. Con sé aveva anche la riproduzione di una pistola semiautomatica senza tappo rosso. Già noto per altri episodi simili, l'uomo di Roma è stato trasferito in carcere per tentata estorsione. Il giudice ha inoltre disposto il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri e l'applicazione del braccialetto elettronico. Servizio di Federico Fusetti. Non è ancora in grado di parlare la donna di 55 anni che è stata trovata esanime proprio vicino al corpo del compagno Silvano Vigatto, colpito al petto da un proiettile e deceduto in questa abitazione che vedete nelle immagini. Quindi slitta il suo interrogatorio, la donna è fuori pericolo ma ancora non è in grado di sostenere un dialogo con i carabinieri che attendono ad interrogarla per ricostruire quanto le è accaduto. Intanto oggi la salma di Silvano Vigatto verrà restituita ai familiari che potranno definire la data dei funerali. La polizia di Padova cerca di dare un nome alle persone inquadrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di Montagnana, dove la mattina del 16 gennaio è stata trovata una catena sui cavi dell'alta tensione di un binario ferroviario, cosa che poi ha consentito al vice premier Matteo Salvini di lanciare l'allarme per attentati contro il traffico, per fermare il traffico ferroviario. Si starebbe chiudendo il cerchio sull'autore del lancio di un lucchetto da bicicletta sui cavi della tensione alla stazione di Montagnana nella Bassa Padovana lo scorso 16 gennaio. Gli agenti della Digos di Padova, infatti, visionando le telecamere della zona, hanno individuato un piccolo gruppo di persone che quella notte entra nello scalo ferroviario per uscirne pochi minuti dopo. Uno spunto per ora, volti senza un nome che però può portare all'identificazione di chi ha lanciato la catena sui cavi.
gravi che avrebbe potuto causare il distaccamento del pantografo in un treno di passaggio. Gli uomini della questura stanno anche scandagliando il web per cercare un'eventuale rivendicazione del gesto. Osservate speciali le chat dei canali Telegram, un sistema di messaggistica che garantisce un forte anonimato. Per la Procura di Rovigo, che sul caso ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti, ipotizzando le accuse di sabotaggio e attentato alla sicurezza dei trasporti, l'episodio di Montagnana si aggiunge ai 396 casi sospetti di incidenti sulle linee ferroviarie segnalati dal gruppo FS in quella settimana di metà gennaio. Oggi in regia Italo Morao e Mattia Pizzaia. Vediamo il ritrovamento nel fiume Tergola del corpo del 58enne di Vigonza che si era allontanato da casa il 23 gennaio. Si è concretizzata l'ipotesi più infausta, ha dichiarato il sindaco Gianmaria Boscaro. Ora non ci resta che pregare per lui e per i suoi cari che lo stanno piangendo. Vediamo. È stato ripescato dal fiume Tergola a Vigonza, all'altezza del Lungargine sinistro, il corpo senza vita di Stefano Bocconcello, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari e ai carabinieri di Pionca di Vigonza il 24 gennaio. Il corpo non presenta segni di violenza. A recuperare il 58enne di Codivernarolo, frazione di Vigonza, che si era allontanato da casa, sono stati i vigili del fuoco di Abano e la salma è stata poi trasportata all'obitorio di Padova a disposizione del magistrato che farà eseguire l'autopsia. Si conclude così nel modo più tragico la vicenda del 58enne che si era allontanato il 23 gennaio dopo che decine di volontari della Protezione Civile, carabinieri e vigili del fuoco avevano ispezionato per giorni campi, fossati e rifugi improvvisati nelle campagne della zona. Anche le ricerche erano state sospese. La Procura di Padova aveva aperto un fascicolo d'inchiesta senza indagati per poter proseguire le indagini. Quindi, in queste ore, l'epilogo con il tragico ritrovamento. A Padova la prima zona rossa per garantire sicurezza in questa parte della città molto degradata, tra le misure in campo anche quella di lasciare fuori da questa zona tutti coloro che vengano considerati pericolosi. Sentiamo in diretta Federico Fusetti. A te Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Siamo in piazzale della stazione perché da qui prenderà il via la prima zona rossa del Veneto e diciamo la data di avvio sarà domani. È un provvedimento insomma, che era molto atteso, la prima del Veneto dicevamo. In pratica cosa succederà? Succederà che i controlli delle forze dell'ordine saranno ancora maggiori, diciamo che le condizioni sono che ci siano delle persone che hanno già dei precedenti e che in quel momento abbiano degli atteggiamenti aggressivi, molesti. Allora in quel caso saranno allontanati appunto dalle forze dell'ordine. L'area è quella della stazione, diciamo un centinaio di metri più o meno da dove ci troviamo noi. Ho riassunto di molto. Elena Cappellini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, voi che posizione avete su questo provvedimento insomma, di cui si parla da settimane? Noi siamo soddisfatti ovviamente di questo provvedimento, grazie anche agli strumenti messi in atto dal governo Meloni e dal Ministero dell'Interno, ma ai noi padovani, perché io sono sempre dalla parte dei concittadini, già conoscevamo la situazione di quest'area, sono 8 anni che denunciamo, io in primis a verbale possiamo trovare tantissime mie denunce, anche appunto presenze in aula, ecco ripeto mozioni perché mi occupo del tema sicurezza da diversi anni, sono al secondo mandato e riporto le istanze dei miei concittadini che hanno sempre denunciato e si sono visti negati il loro diritto sacrosanto di libera circolazione, sia per un aspetto anche fisico, perché spesso abbiamo visto accadimenti e avvenimenti ecco, veramente drammatici anche dal punto di vista fisico, le persone finiscono in pronto soccorso, anche dal punto di vista patrimoniale. Ecco, finalmente è arrivato un provvedimento perché non era più demandabile o rimandabile una situazione di questo genere,
genere, e sappiamo che la responsabilità è anche di una giunta a sinistra, la giunta Giordani, che ha sempre parlato solo di percezione in questi anni. Peccato che il sindaco Giordani non è stato in grado di dimostrare, di far sintesi, anche per il fatto che ci sono diversissime anime e posizioni politiche nella sua maggioranza che vedevano ovviamente una realtà che non era realtà, ovvero era una percezione loro distorta, perché sappiamo che ormai purtroppo l'insicurezza a Padova è diventata patologia. Le nostre rimostranze, le nostre proposte propositive negli anni servivano solo appunto per prevenire, quindi fare prevenzione, invece ci troviamo oggi a dover curare una situazione, ripeto, patologica. Diciamo che questa decisione, questo provvedimento è stato varato ieri durante il COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. C'era Valentina Visentini, quindi un po' il riassunto del momento in cui è stato varato il provvedimento. L'area della stazione di Padova, da via Avanzo a nord a via Trieste a sud, da via Gozzi, via Goldoni passando per via Tommaseo a est fino a viale Codalunga e al cavalcavia Borgomagno ad ovest. Ecco tracciato il perimetro della zona rossa di Padova, poche sorprese, un quadrante che è da sempre il più controllato della città. Alla fine anche per Padova è stata individuata la zona rossa. Al termine dell'ultima riunione del COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto Giuseppe Forlenza, dopo aver sentito i vari rappresentanti delle forze dell'ordine, ha disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione. Spazzate via le polemiche delle settimane precedenti, l'assessore alla sicurezza di Padova ribadisce la piena collaborazione dell'amministrazione comunale e ringrazia il prefetto per aver ascoltato la città. Abbiamo affrontato tutte le problematiche con grande serenità, nell'interesse dei cittadini, nell'interesse della città. È stato valutato che, come nella stragrande maggioranza delle città, forse la zona da attenzionare di più fosse quella della stazione. Così è stato fatto, è una cosa sperimentale. Nelle zone rosse sarà vietata la presenza di persone note alle forze dell'ordine per gravi reati contro la persona, il patrimonio e per lo spaccio, che assumono atteggiamenti aggressivi e molesti e pericolosi per la pubblica sicurezza. Rispetto ad oggi poco cambia, spiega Bonavina. Quella zona era già all'interno di una zona prevista per il cosiddetto DASPO urbano, è presente nel nostro regolamento di polizia locale. Il questore, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale fanno già adesso dei servizi molto importanti nel comparto stazione. L'ordinanza del prefetto durerà 60 giorni, poi i risultati verranno analizzati per valutarne l'efficacia del provvedimento ed eventuali ritocchi. L'istituzione della zona rossa è stata benedetta dall'opposizione in Consiglio Comunale, in particolare dalla Lega. Pensiamo che questa sia la conferma di quanto ci sia un serio problema di sicurezza a Padova, per cui continuare a porsi da negazionisti come l'amministrazione ha fatto non fa altro che invece fomentare un problema che andrebbe risolto con maggiore serietà e anche senso di responsabilità. Quindi grazie al prefetto e al questore all'Arma dei Carabinieri, perché assumono questo senso di responsabilità con grande concretezza, individuando un'area che da anni continuiamo a denunciare come fonte terreno di scontri. Il prefetto di Padova ha spiegato che lo scopo del provvedimento è quello di innalzare il livello di sicurezza e garantire una maggiore fruibilità della stazione di Padova, che di recente è stata al centro di numerosi episodi di microcriminalità. In quell'area, ricordato il prefetto, ci sono già servizi interforze e l'ordinanza vuole solo ottimizzare l'efficacia dei dispositivi di prevenzione. Sulla stessa linea anche il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ricorda che non si tratta di un'azione emergenziale ma di uno strumento che ottimizza altri già esistenti. Il provvedimento ufficialmente parte da domani. Saranno più attenti, diciamo così, da domani, ma già insomma anche in queste ore non è che manchino, tanto è vero che insomma siamo qui con Federico Cibotto da un po', sono già passate alcune volanti della polizia, qui come vedete ve le mostra adesso Federico, ci sono comunque le pattuglie a piedi, diciamo, della polizia, della Polfer e comunque di chi è deputato a controllare la zona anche antistante la stazione. Elena Cappellini, quindi in pratica secondo voi cosa cambierà in sostanza?
È uno strumento sicuramente migliorativo anche al conosciuto DASPO, e come vedete loro guarderanno appunto anche, potranno sicuramente avere più attenzione per le persone già segnalate, ma vorrei che non accadesse, come già spesso è avvenuto in questa città, di vedere sceneggiate o teatrini di qualche diciamo così parte politica che diranno che adesso si militarizza la città. Ecco, non è questo, perché infatti hanno ritenuto di denominarla anche area ad alto impatto, e appunto proprio per il fatto che conosciamo che queste aree sono diventate zone franche per tutti gli atti criminosi e delinquenziali che abbiamo denunciato. Finalmente io ritengo che abbia prevalso sicuramente la professionalità e il buonsenso rispetto a un buonismo ipocrita e all'incompetenza della Giunta Giordani, che non dava dimostrazioni di ascoltare, quindi si dimostrava sorda a tutte le denunce, ripeto, non solo dell'opposizione ma anche dei loro cittadini. Grazie ad Elena Cappellini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Io vi lascio con l'intervista che ha raccolto pochi minuti fa Valentina Visentina al prefetto di Padova, che insomma spiega un po' più nel dettaglio che cosa accadrà qui da domani, e quindi la linea poi tornerà allo studio e a te, direttore. Si tratta di un provvedimento che mira a rendere più efficaci le misure di contrasto contro la delinquenza comune e ad assicurare anche una migliore fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. È il risultato di un lavoro congiunto che abbiamo fatto insieme alle forze dell'ordine, insieme all'amministrazione comunale, e che ha individuato nella stazione l'area che è teoricamente più vulnerabile, che richiede quindi una maggiore attenzione in termini di vigilanza e di controllo. Si tratta di un'area che è assolutamente fruibile da parte dei cittadini, quindi non ci saranno cinturazioni, anche se l'espressione zona rossa potrebbe evocare altro. Si tratta di una più efficace misura di controllo legata al particolare contesto urbano, che consentirà alle forze dell'ordine di allontanare le persone che si rendono responsabili di condotte antisociali, quindi illegali, e nei cui confronti ci sono già dei precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, di reati contro la persona, porto abusivo d'armi per esempio, quindi anche contro il patrimonio. Ognuno potrà liberamente circolare in quest'area che è stata perimetrata, che è stata individuata, e chiaramente in presenza di determinati comportamenti che pongono in essere persone, ripeto, nei cui confronti ci sono già dei precedenti specifici, le forze dell'ordine potranno immediatamente allontanarli dalla zona. L'ordinanza avrà efficacia dal 6 febbraio al 6 aprile. Al termine di questo periodo sarà fatta una valutazione per comprendere anche l'impatto e l'efficacia che ha avuto il provvedimento. Bene, grazie da Padova Federico Fusetti, Federico Cibotto per la parte tecnica e Elena Cappellini al prefetto. Davvero un bel reportage sulla prima zona rossa del Veneto. Intanto le forze dell'ordine sono sguinzagliate su tutto il territorio per fermare ladri e anche i truffatori che sono sempre in attività. Edi Caliman è andata al comando dei carabinieri di via Cornarotta a Treviso. Siamo in compagnia di Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Un'importante operazione, stiamo parlando di truffe agli anziani, una truffa sventata in questo senso e una refurtiva non indifferente recuperata, 2 anziane di 94 e 84 anni truffate. L'intero ammontare della refurtiva è stato recuperato. Che operazione è stata, comandante? Dunque, intanto dobbiamo dire che per quanto riguarda questo tipo di attività è un obiettivo strategico dell'Arma dei Carabinieri, quindi stiamo impegnando risorse in questo asset perché comunque sia, insomma, è un fenomeno che va a colpire una fascia particolarmente debole della popolazione. Questo si tratta di un'attività, per quanto riguarda questa attività conclusa ieri, si tratta di un'attività nella quale la sezione operativa del Comando Compagnia dei Carabinieri di Treviso è riuscita a individuare un soggetto che aveva praticamente appena truffato 2 anziani.
Parliamo di una 93enne e di una 84enne, entrambe residenti nell'Interland di Treviso, che con lo stratagemma del dover pagare una cauzione perché un loro familiare era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con conseguenze gravi per le vittime, erano state indotte attraverso uno stato di prostrazione proprio psicologica a consegnare dell'oro e del contante che tenevano in casa. Fortunatamente, come dicevo, c'era un'attività già di profondità investigativa e informativa che ha consentito di individuare il soggetto e di fermarlo per poi denunciarlo in stato di libertà, ma soprattutto per riottenere il maltolto. Sono stati infatti recuperati 30.000 euro in contanti, 10.000 in monili d'oro. Siamo ora in grado di farvi ascoltare la testimonianza di Luciana Gaiotto, la signora 84enne residente a Treviso che è stata vittima di questa truffa e che oggi ha avuto il coraggio di raccontarla anche ai nostri microfoni. Io mi sono sentita tradita, mi sono sentita umiliata. Adesso, ieri volevo sprofondare sottoterra per non, come si dice, per la vergogna di aver subito questo affronto in casa mia, perché io con le mie mani ho dato i soldi, ho dato l'oro, tutto quello che mi chiedevano, non potevo far altro, perché dall'altra parte c'era il maresciallo dei carabinieri, finto, adesso so, mi telefona dicendo che mio genero ha fatto un incidente, che ha preso sotto una mamma con un bambino di 5 anni, che era all'ospedale in punto di morte, in codice rosso, e dovevano operarlo. E ho detto, qui c'è sua figlia, mi passano lei la sento piangere, era mia figlia, la voce sua, mamma, Mauro ha fatto un incidente, che era suo marito. E ora puoi immaginarsi io come mi sono sentita. E ora arriva sto avvocato, io ho detto, sua figlia ha detto che lei può avere dei soldi in casa, e io ce li avevo perché mio marito è morto da 1 anno. E io mi sono trovata in casa con 30.000 euro nascosti quando lui è morto 1 anno fa. E io li avevo questi soldi, capisci, là in casa. E ora i primi che avevo erano tutti, li avevo preparati tutti con un elastichetto in mazzette da 1.000. E ora erano 15.000 euro. L'avvocato l'ho aperto io. È entrato, li ha presi e è scappato. All'inizio, quando mi ha raccontato cosa le era successo, mi sono anche stupita, perché la mamma è una persona anziana ma molto sveglia e brillante, e ne abbiamo sempre parlato di questi problemi, di queste cose, di quanto accadono, di com'è facile cadere. Com'è facile cadere, bisogna stare davvero molto attenti, perché questi truffatori non hanno pietà e si accaniscono sulle persone anziane e ingenue. È in corso l'informativa del Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla liberazione del generale Al-Manzri, il torturatore libico. Sentiamo in diretta dalla Camera. L'atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto. Vabbè. Colleghi, comunque, silenzio per cortesia. Colleghi. Sin dalla prima lettura il sottoscritto notava tutta una serie di criticità sulle richieste di arresto che avrebbero reso impossibile una immediata richiesta alla Corte d'Appello. Infatti, vi prego di prestare attenzione, nella prima parte del provvedimento della Corte si dava atto che il 2 ottobre 2024 l'accusa, l'organo dell'accusa della Corte, aveva richiesto l'emissione di un mandato di arresto nei confronti di Osama El Mariniem per delitti contro l'umanità e altri particolarmente gravi, avvenuti nel carcere libico di Mitiga e commessi, secondo l'accusa, quindi questa è l'accusa che chiede, a partire all'incirca dal febbraio 2015, fino al giorno in cui era stata pervenuta la richiesta dai membri delle forze speciali di dissuasione. Peraltro nel preambolo il provvedimento invece de quo menzionava la situazione nella Giamahiria araba libica a partire dal febbraio 2011. Nel febbraio 2011 Gheddafi era ancora al potere, quindi già
qualcosa non quadrava, l'idea che un torturatore anti-gheddafiano potesse torturare qualcuno mentre Gheddafi era al potere doveva illuminarci un poco. E dalla lettura dei paragrafi 5 e 7 emergeva una incertezza assoluta sulla data dei delitti commessi, prospettandosi da un lato un inizio nel febbraio 2011, quando erano iniziati i moti violenti, e dall'altro il febbraio 2015, data a cui faceva riferimento l'atto di accusa all'esame della stessa Corte Penale. Cioè, in poche parole, in questo mandato di arresto si oscillava dal 2011 al 2015. Non si riusciva a capire se il reato fosse iniziato nel 2011 o nel 2015. Non è una cosa di poco conto, trattandosi di un reato continuato, e che in quei 4 anni, secondo quanto espresso dalla stessa Corte, sarebbero stati commessi numerosi atti di stupro, di violenza, di aggressione, di omicidio, eccetera. Allora, nel paragrafo 13 la Corte Penale segnalava, tra l'altro, che la terza giudice, la Corte è composta di 3 giudici, la giudice Socorro Flores Lieras, si era espressa in disaccordo con i colleghi, ritenendo che i crimini presunti descritti nella richiesta, cito tra virgolette, non siano sufficientemente collegati alla situazione che ha comportato la competenza della Corte tramite il deferimento del Consiglio di sicurezza. Vedremo dopo. Allora, questa dissenting opinion non è stata allegata al primo atto che ci è stato mandato. Vedremo poi come lo avremo. Il provvedimento della CPI segnalava anche che avrebbe allegato appunto questo parere contrario, che però non è pervenuto. Nel prosieguo della parte cosiddetta motiva, la Corte Penale continuava a far riferimento ai fatti commessi tra il febbraio 2015 e il marzo 2024, periodo, come si è visto, indicato nello stesso atto d'accusa. Sono tutte le trascrizioni durante il periodo di tempo considerato, compreso tra febbraio 2015 e marzo 2024, diverse migliaia di persone erano detenute in queste strutture, eccetera. Questi concetti venivano ribaditi in 30 dai paragrafi da 27 a 90, quindi una sessantina di paragrafi, in cui vi è tutta la sequenza di questi crimini orribili addebitati al catturando. Ed ecco allora, con un incredibile, incomprensibile salto logico e con una contraddizione che almeno secondo la procedura penale italiana renderebbe viziato l'atto, le conclusioni del mandato di arresto risultavano completamente differenti, sia rispetto alla parte motiva, sia rispetto alle stesse conclusioni dell'accusa. Infatti, a paragrafo 101 si legge testualmente: per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, i crimini di persecuzione commessi nella prigione di Mitica dal 15 febbraio 2011 in poi. 15, c'è scritto 15. Nel mandato di... Onorevole No, infatti questa... Colleghi, per cortesia, lasciamo parlare il Ministro. Ma poi, Prego, onorevole Ministro. Bonelli, sa cosa? Che lei sarà smentito dalla stessa Corte, perché poi glielo spiego. Quindi abbia pazienza, vedrà. Allora, perché vedete, la cosa che più mi stupisce è che non avete letto le carte. Avete discusso sul nulla. Non avete letto le carte, non sapevate neanche di cosa stesse parlando. Allora, noi siamo abituati a discutere un po' come magistrati o come giuristi, si dice iuxta allegata ac probata, secondo gli allegati e i provati, quod non est in actis non est in mundo. Ma come fa a dire che è del 14 quando non soltanto è scritto a chiare lettere nel 2011, ma è la Corte stessa che poi lo corregge, come tra poco vedremo? Le ha lette le carte o no, Bonelli? No, non le ha lette. Non le ha lette. Allora... Ministro, per cortesia si rivolga alla Presidenza
Così diamo un ordine ai lavori, cortesemente, e anche i colleghi non si rivolgano al Ministro perché non è un dibattito. Grazie. Allora, se a queste contraddizioni si aggiungono le perplessità manifestate dalla giudice dissenziente Socorro Flores Eliera, delle cui argomentazioni noi non avevamo contezza, come ho detto, per non essersi stato tempestivamente trasmesso dalla CPI il relativo verbale, la trasmissione di... Insomma, questo è il ministro Carlo Nordio, il guardasigilli alla Camera, con un'informativa sulla liberazione del generale Al-Masri, e ovviamente avete visto molta tensione, il ministro che ha risposto picche all'onorevole Bonelli, e quindi torneremo a vedere in diretta, perché poi ci sarà anche l'informativa del ministro degli interni Piantedosi. Ma vediamo adesso a Venezia il caso del figlio di Donald Trump, il presidente americano Donald Trump Jr., che ha fatto una battuta di caccia e ha sparato illegalmente a delle specie protette, e per questo è stato denunciato dal consigliere regionale Andrea Zanoni. Sentiamo. Questa mattina mi sono recato presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Mestre per depositare un esposto denunciando questi fatti che hanno rilevanza penale. È ormai un caso nazionale, anzi internazionale, la denuncia presentata dal consigliere regionale Andrea Zanoni ai Carabinieri Forestali di Mestre. Sulla base di un filmato girato a dicembre, la battuta di caccia del figlio del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in un'azienda faunistica di Campagna Lupia avrebbe, secondo l'esponente di Europa Verde, dei risvolti penali. Si vede lui in primo piano commentare il suo carniere di caccia, cioè gli animali che ha battuto, tra i quali c'è una casarca, un animale molto raro, un'anatra molto rara in tutta Europa, protetta, per il cui abbattimento la legge dello Stato italiano prevede delle sanzioni di carattere penale, non solo per l'abbattimento ma anche per la semplice detenzione. Non solo, per Andrea Zanoni, Donald Trump Jr., 47 anni, primo dei 3 figli nati dal matrimonio con Ivana, nonché vicepresidente assieme ai fratelli della Trump Organization, l'azienda di famiglia, a Campagna Lupia non avrebbe neanche potuto sparare. Bisogna avere il tesserino di caccia e una licenza di caccia che prevede degli esami utili anche a riconoscere le specie di volatili. In Parlamento il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Luana Zanella hanno chiesto un intervento urgente al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, il quale aveva già dichiarato di essere in attesa di un report con tutte le informazioni su una vicenda per la quale si stanno muovendo anche i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura. In Regione il portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni paragona quella battuta di caccia all'aggressione prepotente di chi crede di poter comprare qualsiasi cosa. Gio Formaggio di Fratelli d'Italia la definisce invece un onore per il Veneto e scagiona Trump Jr. Non si dimostra alcun coinvolgimento del figlio di Trump che sia stato lui a uccidere quella cosa. Quindi stiamo facendo tanta fuffa per niente. Non sa chi ha sparato, diciamo. Sì, ma erano in tanti, quindi cosa andiamo a fare? L'autopsia per vedere di chi era il pallino. Però dice che senza tesserino non poteva farlo. Allora, ci sono tante cose che non si possono fare. E a questo punto che arriva la dichiarazione dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari. Presentando tutta la documentazione viene rilasciato un tesserino temporaneo dall'ufficio territoriale della regione, che è articolata su base provinciale, in questo caso parliamo dell'articolazione provinciale di Venezia, e quindi si è seguita quella che è una procedura regolare e abbiamo verificato le carte sono tutte a posto. Corazzari però non ha informazioni sull'abbattimento della casarca. Intanto il Movimento 100% Animalisti ha presentato una denuncia a querela alla Procura di Venezia affinché vengano compiuti accertamenti urgenti. Un altro esposto sta per essere depositato da LEAL, Lega Antivivisezionista. Servizio di Filippo Fois. Adesso andiamo a Bassano del Grappa dopo il crollo alla scuola Pascoli, inaccessibili le aule, quindi gli studenti fanno lezioni itineranti. Andiamo da Monica Smiderle e da Alessandro Costa Curta per la parte tecnica. Te Monica. Sì,
buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo davanti alla scuola media Bella Vitis, sono arrivati qui i bambini della scuola Pascoli che questa mattina, non potendo rientrare nell'istituto scolastico, sono andati in giro per la città con queste lezioni itineranti alla scoperta appunto dei luoghi della comunità bassanese, quindi il municipio, la biblioteca ma anche il museo. C'è ovviamente grande preoccupazione tra i genitori, tra i nonni che stanno aspettando i bambini, grande preoccupazione per il crollo che si è verificato venerdì all'interno di un'aula dell'istituto, tanti punti di domanda perché ci si interroga sul perché è mancata la manutenzione, che cosa non ha funzionato, ma poi c'è anche un grande punto di domanda per i prossimi giorni perché i bambini adesso saranno impegnati per 3 giorni in queste attività alternative, ma lunedì non sanno dove andranno a scuola. Vediamo se riusciamo, direttore, a raccogliere anche la testimonianza di qualche genitore. Ovviamente stanno uscendo i bambini, quindi non è facile avvicinarli, ma cerchiamo di capire, c'è grande preoccupazione per quello che è successo. Allora, sicuramente la preoccupazione c'è, però sicuramente ci saranno delle altre opportunità, speriamo che arrivino presto. Che cosa succederà nei prossimi giorni, che informazioni avete? Allora, fino a venerdì hanno fatto questa bellissima esperienza, secondo me, per i ragazzi di andare un po' a visitare le cose della nostra città. Poi speriamo da lunedì di avere una situazione più scolastica. Sono ore di attesa, direttore, per questi genitori. Scusi, siamo in diretta con il telegiornale. Che cosa non ha funzionato secondo lei? È mancata la manutenzione? Probabilmente sì, a questo punto. Però stiamo a vedere, vediamo le perizie che verranno effettuate e speriamo che possano rientrare a scuola quanto prima. Voi sperate di vedere i bambini rientrare alla scuola Pascoli? Se la perizia dice che si può rientrare, allora sì. Quindi sono giorni, sono ore e giorni di attesa? Sì, fino a venerdì saranno qui e poi aspettiamo nuove indicazioni, insomma. Che cosa vi hanno detto le istituzioni? Che informazioni avete su quello che è successo? Io non molto al momento, so solo che porto qui la bambina fino a venerdì appunto e poi vedremo. Attendiamo venerdì sera, secondo me qualcosa arriverà venerdì sera. Siete in attesa dunque di avere informazioni, in queste ore ci sono i tecnici al lavoro, ci sono stati naturalmente delle verifiche, dei sopralluoghi da parte degli esperti incaricati dal Comune, dovrebbe esserci in corso un vertice anche in municipio, naturalmente le famiglie sono in attesa, vedremo se entro sera ci sarà qualche informazione in più. Da Bassano è tutto, direttore, la linea torna allo studio. Grazie molte Monica Sminderle. Andiamo in Friuli Venezia Giulia perché sta facendo molto discutere il caso di 4 studentesse musulmane dell'Istituto Professionale Pertini di Monfalcone che entrano a scuola con il niqab, cioè il copricapo che nasconde anche il viso, e vengono identificate in una stanza speciale da una professoressa prima di fare il loro ingresso in classe. Sentiamo. Il caso delle 4 studentesse di Monfalcone che vanno a scuola con il niqab, il copricapo che copre appunto la testa e il volto, ma anche con l'abito che copre tutto il corpo fino ai piedi, sta facendo molto discutere qui in città, nella città di Monfalcone. Ci troviamo davanti alla scuola professionale l'Isis Pertini, dove le 4 studentesse tutte le mattine vengono sottoposte a un controllo della loro identità in una stanza appartata prima di andare a lezione. Le stesse lezioni in qualche caso, in qualche materia, sono adattate alla loro particolare situazione, come nel caso dell'educazione motoria. Abbiamo sentito su questo tema, molto sentito qui in città, i 2 candidati a sindaco di Monfalcone, Fasan e Moretti. Queste sono scelte che derivano da un lavaggio costante, puntuale, giornaliero, quotidiano del cervello che queste ragazze hanno all'interno delle loro famiglie e che le portano poi a questi tipi di conseguenze. Ma quali scelte personali? Qua ci sono ragazzine che sono state velate a 8 anni e vogliamo farci passare l'idea che a 8 anni una persona sia già in grado, una bambina sia già in grado di fare simili scelte? Questo è il primo tema. Secondo tema, ma non esiste che la didattica della scuola, con le nostre tradizioni, con la nostra cultura, si debba piegare al volere islamico. Noi
Noi come Lega, l'europarlamentare Anna Maria Cisinte con il senatore De Rosto, con il consigliere regionale Caligaris, presenteranno una proposta di legge che sarà molto chiara per impedire, voglio sottolineare, per impedire la copertura del volto nei locali pubblici. Mi sono permesso di chiedere all'ufficio scolastico che prenda una posizione in merito chiara affinché la questione non debba essere lasciata alla sola valutazione del dirigente scolastico. Per cui ho chiesto che se la scuola è luogo di integrazione vi sia assolutamente un'interpretazione univoca da parte dell'ufficio scolastico regionale che valga per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia nel vietare a scuola il niqab, non per una guerra di religione, non per ragioni ideologiche, ma perché così non si fa integrazione. Allora, si sta concludendo alla Camera l'informativa del Ministro Carlo Nordio sulla liberazione del generale Al-Masri. Sentiamo in diretta, sentiamo il Ministro. Farci credere che le nostre riforme debbano essere rallentate. Colleghi, facciamo terminare il Ministro. Ministro, concluda per cortesia. Posso dire che hanno raggiunto... Non me la sto prendendo con l'opposizione, me la sto facendo qualche... Colleghi, facciamo concludere il Ministro per cortesia. Volevo solo concludere. L'altro giorno un magistrato un po' ironicamente ha ringraziato, ho proprio finito. Colleghi, per cortesia, facciamo concludere il Ministro. Colleghi, per cortesia, poi potrete rispondere. Solo finire che l'altro giorno un magistrato ha ringraziato ironicamente il Ministro perché finalmente aveva compattato la magistratura. Sono io che ringrazio questa parte della magistratura perché ha compattato la nostra maggioranza come mai si era visto. Se agli inizi vi erano delle esitazioni, oggi non vi sono più. Andremo avanti fino in fondo, senza esitazione e fino alla riforma finale. Grazie. Visto il Presidente Lorenzo Fontana, il Presidente della Camera, che cercava di riportare ordine, una seduta piuttosto non drammatica ma molto vivace con le opposizioni che spesso hanno interrotto il Ministro Nordio, che ha parlato non solo della liberazione di Al-Masri ma anche della riforma della giustizia che il governo vuole portare, come avete sentito, fino in fondo. Torniamo alla cronaca nera. Purtroppo a Vicenza un'altra aggressione in piena notte ai danni di una ragazza è stata assalita da un uomo che ha tentato di rapinarla, è caduta ed è stata poi ricoverata con un trauma cranico. Sentiamo. Tema della sicurezza nel Quadrilatero e a Campomarzo, dove siamo adesso, che torna alla ribalta perché ci sarebbe stata un'aggressione consumata l'altra sera ai danni di una ragazza. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe uscita dalla stazione e sarebbe stata poi avvicinata da un uomo che le avrebbe chiesto del denaro. Al rifiuto di lei l'uomo avrebbe reagito in maniera violenta e la donna sarebbe caduta facendosi male alla testa. Zona del Quadrilatero e di Campomarzo che continua ad essere costantemente monitorata dalle forze dell'ordine con dei servizi mirati a contrasto della criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti, oltre che all'immigrazione irregolare. Nell'ambito degli ultimi controlli che hanno riguardato Campomarzo, Piazzale Bologna e le piazze del centro storico, così come Corso Santi Felice Fortunato, Viale San Lazzaro e Parco Astichello, sono state coinvolte le volanti, gli uomini dell'antidroga, della Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Vicenza e l'operazione si inserisce nell'ambito delle iniziative condivise in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per migliorare le condizioni di sicurezza percepita ed effettiva sul territorio. In questo contesto, proprio qui a Campomarzo,
Campomarzo è stato controllato un cittadino nigeriano, risultato gravato da un ordine di arresto emesso dall'autorità giudiziaria in sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che aveva più volte violato, e l'uomo, con vari precedenti penali in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e la persona, è stato accompagnato in carcere. Così come altri cittadini sempre in questa zona, nella zona del Quadrilatero, sono stati rintracciati e accompagnati. Si tratta di cittadini indiani risultati irregolari che hanno ricevuto un ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Quindi controlli che sono costanti e continui nella zona del Quadrilatero dove ci troviamo adesso. E dopo l'aggressione shock di Capodanno sta facendo discutere in un bar di Ponte della Priula un cartello che vieta l'ingresso ai Maranza che si presentano in tuta e cappellino. Sentiamo. Sta facendo discutere il cartello già bollato come anti-Maranza, comparso nelle ultime ore all'ingresso del Casanegra, locale di Ponte della Priula, da cui a Capodanno aveva preso il via il sanguinoso alterco, culminato con l'aggressione di un 18enne, sfregiato al volto con un coccio di bottiglia e per il quale all'inizio si era temuto il peggio. Per giorni le tracce di sangue sull'asfalto raccontavano di una tragedia sfiorata, simile nelle dinamiche all'accoltellamento shock di via Castelmenardo a Treviso. In realtà l'episodio aveva scoperchiato il classico vaso di Pandora, con i residenti esasperati per le frequentazioni del locale, gli schiamazzi e il degrado, troppi giovani scalmanati, troppa maleducazione, da qui l'incontro tra titolari e comune per trovare una via d'uscita. Ecco quindi l'arrivo di un vigilante e la selezione all'ingresso. No cappellini, no tuta, l'indicazione che sembra ritagliata addosso al popolo dei Maranza, i tamarri 4.0 spesso protagonisti di risse ed episodi al limite. Matteo, 22 anni, di Ponte della Priula, tenta una definizione. Chi sono i Maranza? Chi sono i Maranza? È gente comunque come tutti noi, solo che hanno questo modo di atteggiarsi un po' differente, che sia magari nell'abbigliamento o comunque nei modi, un po' più, come si può dire? Sopra le righe. Sopra le righe. Se questa è la loro linea, viene rispettata, insomma. Il dibattito a Ponte della Priula, come altrove, è aperto. Basterà un cartello? Se metto un cartello del genere presuppongo di sì, per cercare magari di, se sono presentati degli episodi, evitare che si ripropongano nuovamente. L'importante è che, come ti ho detto, sia rispettata la legalità. Il cartello serve, l'importante è che funzioni. Ma c'è già chi in realtà vieta l'ingresso a quelli che si presentano in tuta. Succede da ottobre al Matto Rosso di Montebelluna. Non è un problema ovviamente indossare una tuta, ma ormai questo capo è diventato identificativo di gruppi organizzati di giovanissimi, definibili come baby gang, Maranza, che girano le nostre piazze, frequentano i nostri esercizi pubblici non per frequentarli serenamente come fanno in tanti, ma per portare caos. Una misura, conferma il titolare, che sta funzionando. All'inizio non sono mancate tensioni con alcuni gruppi, ma che poi nel tempo ha portato un beneficio vero, quindi siamo molto contenti e continueremo certamente a farlo, specificatamente il venerdì sera. L'aggressione di un bambino che aveva partecipato a una partita di calcio da parte di un genitore, successo in un campetto della Guizza a Padova. Questo è il parco Toffanin e qui sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del SUEM 118. Una banale lite tra bambini mentre giocavano a calcio e l'intervento improvviso di un papà che strattona e getta a terra uno di loro. Un'azione senza senso. È finita da poco la scuola e in questa zona della Guizza ci sono parecchi istituti. Come sempre, un gruppo di loro si trova sulla piazza da basket del parco Matteo Toffanin. Spunta un pallone da calcio, ci si divide in 2 squadre e via la partitella, sotto gli occhi dei genitori che hanno preso i figli all'uscita da scuola e che intanto chiacchierano tra loro. Improvvisamente nasce una banale discussione tra i ragazzini che evidentemente viene considerata grave da uno dei papà, che reagisce distinto, attraversa il campo e aggredisce un bambino, lo spintona e lo getta a terra. Non finisce lì. Il papà del bimbo aggredito chiama i carabinieri al 118. L'ambulanza accompagna il giovane al pronto soccorso pediatrico, dove viene medicato. I carabinieri identificano l'autore dell'aggressione.
Al momento non ci sono denunce, che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, mentre il bimbo è stato dimesso con qualche giorno di prognosi, anche se sarà difficile spiegargli il perché un adulto si sia comportato in quel modo. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito con altre notizie e altri collegamenti. Ieri sera una puntata da Ascolti Record a Focus, perché erano presenti Graziano Stacchio, Franco Birolo e la moglie di Massimo Zen, l'ex guardia giurata che sparò a dei banditi uccidendone uno. Stacchio difese una commessa sparando a sua volta, un malvivente rimase ucciso, e così accade anche a Franco Birolo, il tabaccaio di Civea di Corezzola, che subì una rapina e che reagì sparando. Sentiamo cosa ha detto ieri sera la moglie di Massimo Zen, Franca Berto. Massimo Zen, che come sapete è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di carcere. Era questa banda che praticamente stava facendo assalti a tutti i bancomat del nord-est. Gli autori, fra cui il ragazzo che Massimo appunto ha ucciso, era uscito da esattamente 30 giorni dal carcere, ed erano 24 giorni che facevano questi bancomat. E quindi era una persona avvezza a questo tipo di crimine, e praticamente l'unica cosa fuori legge che può aver fatto, e che gli è stata anche contestata, era che come tutte le guardie giurate era in collegamento anche con i carabinieri, con delle radio esterne, perché comunque ricordiamoci che le guardie giurate sono fuori da sole in macchina, e loro non sanno dove sono i banditi, i ladri, i rapinatori, ma gli altri lo sanno esattamente dove sono. Quindi via radio ascoltano, sì, e sanno via radio, sono più che gli altro si supportano, nel senso che se hanno bisogno di aiuto, o i carabinieri, perché anche loro sono fuori in pattuglie veramente esigue, quindi magari se ci sono delle situazioni un po' complesse chiedono magari anche aiuto alle guardie giurate che sono fuori, e viceversa le guardie giurate chiedono un po' l'aiuto a loro. Quindi quella notte ha sentito l'allarme sulla sua banca, e quindi lui stava andando a vedere questo allarme, e dopodiché ha sentito i carabinieri che commentavano da una gazzella all'altra dicendo guardate che sono su questa strada, noi li stiamo andando, praticamente gli dicevano dove stavano scappando i ladri. Massimo ha intuito che dalla via praticamente stavano andando verso di lui, e quindi gli ha detto ai carabinieri: guardate, stanno venendo esattamente verso di me, che io sto andando verso la banca, cerco magari di bloccare la macchina in mezzo alla strada e di fermarle la fuga, perché i carabinieri erano molto più indietro. E così ha fatto, è sceso dal veicolo, si è riparato dietro al veicolo. Quando sono arrivati questi, praticamente hanno rallentato, hanno tentato di capire da che parte potevano passare, e hanno cercato di andare verso la macchina per speronarla, per spostarla, e Massimo in quel momento lì ha visto la mano del passeggero che metteva fuori il braccio, quindi ha sparato un colpo sul cofano della macchina, il secondo l'ha sparato di nuovo sul cofano della macchina, e avendo una Glock praticamente i proiettili si sono frammentati, e una scheggia di questo proiettile ha perforato il vetro e ha colpito al retronuca del guidatore sostanzialmente. Questo è il racconto della signora Berto di quella notte drammatica. Poi è intervenuto anche l'avvocato Fabio Crea, legale della famiglia della vittima, e poi è intervenuto ovviamente Graziano Stacchio, e Gio Formaggio sul caso di Massimo Zen ha chiesto che il Presidente della Repubblica gli conceda la grazia. Vediamo il servizio.
Massimo Zen libero subito. La voce si alza forte e chiara da Nanto, dove 10 anni fa Graziano Stacchio sparò un colpo di fucile per mettere in fuga i banditi durante una rapina ed uccise uno di loro. Insieme ora chiedono la grazia per Massimo Zen, il vigilante di Cittadella che il 22 aprile del 2017 sparò ferendo a morte a Barcon di Vedelago il giostraio Manuel Maior, 36 anni, che stava fuggendo in auto dopo aver realizzato una serie di colpi ai bancomat della Marca. Dobbiamo capire che di fronte a determinati crimini non dobbiamo girarci dall'altra parte, perché se no lasciamo vinta ai criminali, ed è un po' quello che sta succedendo in questi anni. Quindi per me la domanda di grazia è rilanciare il fatto che la sicurezza è importante, ci devono essere le persone che possono e devono intervenire, non devono essere consigliate di voltarsi dall'altra parte. Grazia per Massimo Zen, che ora si trova in carcere. Lo chiede la compagna del 52enne, che spiega quanto accaduto quel giorno. Lui era in pericolo, lo volevano travolgere. Hanno detto lo volevamo tirare giù come un birillo, quindi non era una sensazione solo, era una realtà. E lui ha percepito che il passeggero ha tirato fuori il braccio e avesse un'arma e gli stava sparando, quindi lui ha sparato sulla macchina, sul cofano. Che poi accidentalmente un proiettile si sia frammentato e una semplice scheggia abbia colpito il vetro, non il proiettile intero, una scheggia, quindi non è, se uno vuole veramente avere la volontarietà di uccidere, non penso che colpisca di rimbalzo. Ma la Corte di Cassazione ha contestato l'omicidio volontario, confermando la condanna a 9 anni e 6 mesi, respinto il ricorso della difesa che puntava sulla tesi della legittima difesa. Fra i promotori della richiesta di grazia per Massimo Zen, Gio Formaggio di Fratelli d'Italia, che si è battuto per Stacchio ed ora è in prima fila per sostenere Zen. Adesso il nostro amico, il nostro vicino di casa, Massimo Zen, deve tornare libero. Il grido che si deve alzare è: Massimo Zen libero subito, perché lo vuole il popolo. Massimo Zen ha fatto la stessa cosa che 10 anni fa ha fatto Graziano Stacchio ed è in carcere ingiustamente. Per il popolo è in carcere ingiustamente. Ieri sera era in studio a Focus anche Franco Birolo, tabaccaio di Civia di Corezzola, che subì una rapina, si difese perché al piano di sopra il suo negozio c'era la famiglia, c'era la moglie, c'erano i figli, e sparò un colpo di pistola che uccise uno dei rapinatori. Gli abbiamo chiesto ieri sera di ricostruire quella notte drammatica. È stato anche un terzo grado di giudizio perché appunto i familiari della vittima non volevano desistere dal punto di vista economico, e invece la Cassazione ha ritenuto, non ha ritenuto giusta la richiesta della sorella, che chiedeva appunto l'indennizzo, e ha archiviato tutto, insomma. Senta Birolo, ci racconta sì, quella notte. Brevemente. Dormivo sopra la mia attività, si vede dall'immagine, avevo una tabaccheria edicola a Civia di Corezzola. Alle 2 di notte sento un forte boato dovuto allo sfondamento della vetrata d'ingresso, e 4 banditi con una macchina rubata hanno sfondato la porta d'ingresso. Sono partiti gli allarmi e io sono balzato giù dal letto, ho capito subito che la situazione, sono sceso armato gridando ai ladri in modo da indurli alla fuga. Quando sono entrato in negozio ho visto subito una persona che usciva con della merce in mano, l'ho seguita per alcuni passi intimandogli di fermarsi, questo non si è fermato. Mentre lo accompagnavo all'uscita, una seconda persona mi ha aggredito di lato, e lì, in quel frangente lì, ho chiuso gli occhi, ho alzato l'arma e ho sparato, proprio convinto di subire il colpo che questo mi stava scagliando il registratore di cassa che avevo. Lui non mi ha colpito, io sì, però. Cosa che non ho visto subito, perché questo ha preso la porta ed è uscito. Io mi sono soffermato però nel trattenere la prima persona che è uscita, che nel frattempo era salita in macchina, e l'ho tirato fuori e l'ho bloccato dalla macchina. È stato in quel frangente lì che
quando avevo messo in sicurezza questo individuo, che mi sono accorto al di là della strada di un soggetto a terra, e allora ho collegato lo sparo con la figura della persona, diciamo, che ormai era morta. Drammatico racconto ieri sera a Focus. Andiamo avanti con l'occupazione del bocciodromo a Vicenza da parte dei centri sociali e una iniziativa di Fratelli d'Italia che dicono ripristiniamo la legalità ai ferrovieri. Sfida politica, il bocciodromo è il fronte dell'ultima battaglia. Da una parte gli attivisti che hanno occupato la palazzina di Via Rossi, dall'altra Fratelli d'Italia che lancia una mozione in Consiglio Comunale e una petizione. Lo slogan è basta occupazione, ripristiniamo la legalità ai ferrovieri. Come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia abbiamo deciso di chiedere con una mozione al sindaco di attivare il tavolo del Comitato Ordine e Sicurezza per chiedere lo sgombero a prefetto e questore del bocciodromo per l'occupazione illegale che c'è stata in queste ore. Dall'altra parte ci rivolgeremo nei mercati ai cittadini per chiedere il sostegno, per chiedere lo sgombero sempre del bocciodromo. Più legalità in città, un principio che Alessandro Benigno, presidente cittadino di Fratelli d'Italia, richiama con una provocazione, il tintinnio delle manette. Fratelli d'Italia chiede l'assoluto ripristino dell'ordine e della legalità, quindi lo sgombero del centro sociale Bocciodromo. Sullo sfondo dello scontro politico, la TAV. Destino vuole che uno degli edifici che verranno abbattuti dall'alta velocità sarà proprio il bocciodromo. Da 15 anni casa degli attivisti che si stanno battendo contro non solo la costruzione ma anche il concetto di TAV. D'altra parte è pure scaduta la concessione per l'utilizzo della palazzina di Via Rossi ai ferrovieri. Gli attivisti hanno traslocato, hanno portato via tutto, hanno restituito le chiavi al comune e poi hanno occupato la stessa palazzina che nel frattempo è passata nella proprietà di Iricav 2. Facendo così la responsabilità casca sul privato ed è quello che è stato confermato anche dal prefetto di Vicenza. Adesso è il privato, Iricav 2, che deve fare richiesta di sgombero. Noi daremo supporto morale e politico a Iricav auspicando che possa procedere con la denuncia che possa poi portare al conseguente sgombero dell'immobile. Daremo supporto morale e politico anche alle forze dell'ordine che gioco forza saranno impegnate in questa azione. Insomma, la battaglia politica è appena iniziata, uno scontro tra ragioni opposte, da una parte gli attivisti, dall'altra Fratelli d'Italia. La TAV avanza, Vicenza si prepara a vivere un 2025 intenso. Servizio di Carlo Alberto Indingleri, torniamo alla Camera dove c'è stata l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi, adesso è in corso la discussione, sentiamo l'onorevole Donzelli. C'era Conte, il nome del Movimento 5 Stelle, sostenuto dal Partito Democratico che governava col Movimento 5 Stelle. E faccio presente, come oggi ha anche ricordato Nordio nella sua informativa, che Al-Masri non era un boy scout, era esattamente quello che oggi aveva lo stesso compito di controllare le guardie esattamente nelle stesse carceri. Eppure firmavate gli accordi con la Libia e non vi preoccupavate certamente di questo. Allora, vedete, cari colleghi, caro Presidente, la difesa della sicurezza nazionale è una cosa seria. Non è materia da propaganda becera, superficiale e sciatta come abbiamo visto in questi giorni. Per fortuna al governo c'è Giorgia Meloni, per fortuna al governo c'è una maggioranza di centrodestra seria, coerente e chiara che difende la sicurezza nazionale. Non voglio pensare, se ci fossero coloro che oggi si stracciano le vesti, che magari gli piace fare i girotondi coi centri sociali e occuparsi della sicurezza nazionale, ma rassegnatevi. Ci siamo noi al governo e gli italiani sono tranquilli perché sanno che continueremo a governare l'Italia, ma più che altro non ci faremo condizionare. Faremo ciò che abbiamo promesso agli italiani per fermare l'immigrazione clandestina e anche per riformare la giustizia. Messaggio chiaro a tutti, non ci faremo intimorire. Bene, questo era l'onorevole Giovanni Donzelli. Adesso continuerà il dibattito. Noi andiamo in pubblicità, state con noi.
Allora torniamo in diretta alla Camera dei Deputati, dove sta commentando l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. In tutto il globo terracqueo e invece li rimanda a casa con il rimpatrio più veloce della storia d'Italia. Ci ha abituati alla sua incoerenza, ma qui stiamo parlando della sicurezza nazionale. Si nasconde dietro di voi, ministri. Vi abbiamo ascoltati e quel che dite è inaccettabile. Guardi, lei non ha parlato da ministro in quest'Aula, ha parlato da avvocato difensore di un torturatore. Le domande a cui dovreste rispondere sono molto semplici, ministri. Perché il ministro Nordio, che era stato informato già dal giorno dell'arresto, non ha risposto alle richieste del procuratore generale, trasmettendo gli atti, che è l'unica cosa che dovevate fare? La vostra inerzia ha causato la scarcerazione. Prima ci dice che è stato liberato perché non ha fatto in tempo a tradurre 40 pagine dall'inglese, poi però ci dice che in realtà le aveva lette così bene che ha rinvenuto dei vizi. Bene, avete ammesso che è stata una scelta politica. Finalmente, lo dica anche all'onorevole Donzelli. Secondo, perché se il problema fosse davvero stato un cavillo procedurale, perché non avete provveduto a farlo riarrestare il minuto dopo? Perché ha mentito al Paese con una nota che tutti abbiamo ricevuto alle 16:04, battuta dall'ANSA il giorno in cui è stato scarcerato, in cui affermava di aver ricevuto gli atti dalla Corte Penale e che li stava valutando, quando già alle 11:13 un aereo Falcon 900 autorizzato da Palazzo Chigi attendeva all'aeroporto di Torino il torturatore per riportarlo a casa. Non vi eravate parlati, Ministro? Che cosa doveva valutare quando l'articolo 4 della legge 237 parla chiaro? Il ministro deve trasmettere gli atti, non valutarli, non le dà alcuna valutazione discrezionale sugli atti della Corte. Lei ha accusato noi di non aver letto le carte, ma lei non ha letto la legge, ministro, e l'ha violata davanti al Paese. Ha citato gli articoli 2, 3, 4 che io ho letto, guardi, li ho portati con me. Ma non parla mai nessuno di questi articoli di informazione preventiva. In qualsiasi momento lei poteva trasmettere gli atti e evitare la scarcerazione, ma non l'ha fatto. Chi le ha chiesto di stare fermo, ministro? È stato Palazzo Chigi? Lei è venuto qui a dire che mentre interloquiva con gli altri ministri vi siete lasciati scappare un criminale internazionale. Ma le sembra serio da parte sua? E le faccio una domanda in più, guardi. Perché Meloni, come il ministro Piantedosi, insiste che il torturatore Al-Masri sia stato rimpatriato per ragioni di sicurezza? Quindi ci state forse dicendo che i criminali per sicurezza è meglio liberarli e lasciarli fuori dal carcere? Spiegatelo all'Italia. Se Al-Masri rappresenta una minaccia per la sicurezza in Italia, perché non in Libia, dove l'avete mandato a continuare a torturare? E poi, se erano tanto sbagliate le accuse della Corte Penale Internazionale, perché l'avete rimpatriato con urgenza? Mettetevi d'accordo. Il ministro Piantedosi ha appena spiegato che erano tanto valide quelle accuse che bisognava velocemente mandarlo fuori dal Paese. Mettetevi d'accordo, non vi siete parlati prima di venire in quest'Aula? Quindi il paradosso è che Meloni ha ammesso la pericolosità del soggetto, come indicato dalla Corte, ma per gli stessi motivi per cui la Corte lo voleva all'Aia per processarlo, ha preferito liberarlo. Ma è evidente il vostro concetto di repressione, il vostro modello Caivano, securitario e punitivo, vale solo per i poveri cristi. Quando settimana scorsa voi vi siete Allora Elly Schlein in diretta alla Camera dopo l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sulla liberazione del torturatore libico. Torniamo sul territorio, andiamo a Vicenza, dove è stato pianificato il dispositivo di sicurezza per la partita tra Vicenza e Padova che si giocherà il 16 febbraio alla Menti. Vediamo.
Zone rosse e bus dei tifosi scortati, tra le misure decise in seno al Comitato Ordine e Sicurezza, che sono state pianificate in vista della partita con il Padova che si disputerà al Menti il 16 febbraio. Si è deciso che saranno istituite alcune zone rosse solo temporanee per la durata, diciamo per la giornata intera del 16. E saranno concentrate nei luoghi come la stazione ferroviaria, in cui si presuppone che potrebbero esserci degli incontri fra le due tifoserie. Quindi sarà previsto il divieto di stazionamento, la possibilità solo di transito per recarsi allo stadio. Ovviamente tutti i movimenti saranno accompagnati da adeguata presenza delle forze di polizia. Grande spiegamento di forze per evitare si ripetano episodi di violenza e scontri tra tifosi, come nel caso del 29 ottobre 2023, quando i bus navetta erano stati presi di mira da un gruppo di ultras. Molti tifosi arriveranno alla stazione ferroviaria, molti di più con i propri mezzi nel parcheggio che sarà allestito in zona autostradale, e da lì con i pullman verranno portati allo stadio, tutto sotto scorta delle forze di polizia. Risolta anche la questione relativa ai bus per i tifosi ospiti. Abbiamo preso atto della disponibilità della società sportiva a sostenere, anche nel quadro di rapporti contrattuali di dare e avere che esistono fra il comune e la società Nane Rossi Vicenza stessa, a sostenere le spese per il trasporto. Ma tra i temi caldi legati alla sicurezza vicentina, sul tavolo campeggia anche quello relativo all'occupazione del bocciodromo da parte degli attivisti del centro sociale che tra venerdì e sabato, entrati nell'immobile poche ore dopo il passaggio di proprietà dal comune a Iricav 2, hanno annunciato di voler mantenere l'occupazione ad oltranza. Attivisti con cui le istituzioni coltivano il costante dialogo. Quando la proprietà, che ora è di Iricav, chiederà lo sgombero, si lavorerà su questo. Ovviamente queste sono cose che vanno trattate con delicatezza, con cura. Il Comune ha, azionato diverse iniziative per cercare di trovare delle soluzioni. Quello a cui noi miriamo naturalmente è una soluzione pacifica e concordata, che è sempre la scelta migliore. Servizio di Luisa Bertini, report sull'inquinamento delle città del Veneto, report di Lega Ambiente, vede in testa la classifica Verona e Padova, anche Treviso però è nella parte alta con 53 giorni di sforamento, uno ogni 5 giorni. Vediamo. Noi stiamo lavorando per migliorare questa qualità dell'aria, che c'è da dire che anno dopo anno in tendenza è in miglioramento sicuramente, però ancora non sono i parametri che ci soddisfano, e quindi il piano caldaie, la forestazione urbana, tutte quelle attività che stanno portando dei riscontri devono darli in maniera più forte. I dati a cui fa riferimento il vice sindaco Manera sono quelli contenuti nel report malaria di Lega Ambiente, riferiti alla qualità dell'aria in 107 capoluoghi di province italiane nel 2024. Treviso nella classifica si colloca al 12° posto per inquinamento da PM10, con una media annuale di 28,9 microgrammi per metro cubo, numeri che di certo non promuovono il capoluogo della Marca, nonostante, come ha spiegato il vice sindaco, vi sia un lento e costante miglioramento. Nel 2023 infatti la media era di 30 microgrammi per metro cubo, l'anno precedente 32. Segnali probabilmente di un'inversione di tendenza, come dimostrerebbe anche il numero di sforamenti registrati nell'arco dei 12 mesi, in leggera diminuzione. Nel 2024 sono stati 53 in via Lancieri e 46 in strada Sant'Agnese, qui nel 2023 erano stati 63. Sarà necessaria una riduzione del 31% per attestarsi sotto i limiti massimi proposti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entreranno in vigore dal 2030. Non va meglio sul fronte del biossido di azoto, dove Treviso occupa la 21ª posizione con una concentrazione di 25,1 microgrammi per metro cubo, dato pressoché invariato rispetto agli anni precedenti. Stiamo lavorando, sottolinea Manera, per migliorare in modo significativo questi parametri, ma serve tempo per vedere i risultati effettivi delle politiche messe in atto. È soprattutto il lavoro che stiamo facendo che premierà in futuro, perché l'ambiente non si cambia da un giorno all'altro, e purtroppo nella pianura padana per tanti anni non si è fatto praticamente nulla. Un tema particolarmente sentito, quello della qualità dell'aria tra i trevigiani, come dimostra la contestazione da parte di un cittadino nei confronti del sindaco Conte domenica in occasione dell'apertura dell'anno Green Leaf, riconoscimento per la città che non deve essere visto in contrasto con le classifiche di Lega Ambiente. Che il Green Leaf è un riconoscimento per le politiche che tu stai portando avanti. Certo, i risultati magari ci vorrà un po' che avvengano in maniera così importante.
importante, perché cambiare la qualità dell'aria non avviene da un giorno all'altro, però se l'Unione Europea nel suo complesso ci ha premiato e ci prende come esempio, vuol dire che abbiamo fatto molto bene. E poi ci sono purtroppo anche gli ecovandali che scaricano in un canale di scolo persino un divano letto. Sono i soliti vandali che fanno queste cose. È una cosa così impattante, però insomma non si vede tanto spesso. Questo tratto di via Casaria ai confini tra i comuni di Roncade e San Biagio di Callalta, con un canale di scolo da un lato e un fossato dall'altro, spesso è scenario di abbandoni selvaggi e di immondizie, da scarti di cantiere a rifiuti domestici, ma mai nessuno si era spinto a tanto. Un divano letto scaricato nel canale Reul. Questo qua saranno passati al mattino presto, ieri mattina, non so, ieri di notte con un furgoncino, e l'hanno scaricato qua. Devono averlo fatto di notte questa cosa qua, perché sennò di giorno qualcuno li avrebbe visti. Una residente racconta che era stato abbandonato anche un tavolo, nell'erba ancora i segni, che poi probabilmente qualcuno ha rimosso. Oltre al divano letto, in acqua c'è pure quest'asse di legno, inizialmente abbandonata sul ciglio della strada e poi scivolata nel canale. Non solo una fonte di inquinamento, ma anche un possibile pericolo in caso di precipitazioni abbondanti. Questo qua chiude anche il passaggio, ostruisce il passaggio dell'acqua. Se viene un'alta marea, un temporale, qualcosa, proprio blocca l'acqua questo qua. Alfio Geromelli in queste ore ha provveduto a segnalare l'accaduto a Contarina. Ho avvisato Contarina questa mattina e penso che adesso provvederanno a fare, però qua ci vorrà un furgoncino con una gru, qualcosa, perché è molto pesante, e poi dentro il fondo del canale, il canale è abbastanza profondo anche questo qua. Manca un anno praticamente all'inizio delle Olimpiadi 2026 e abbiamo intervistato oggi in esclusiva il commissario governativo e amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini. Daremo stasera nei telegiornali e poi a Focus l'intervista integrale al protagonista delle infrastrutture, l'uomo che sta praticamente occupandosi di tutto quello che si sta costruendo in vista delle Olimpiadi del 2026. Ieri ottimismo sui tempi dei lavori in corso. Sentiamo cosa ha detto il presidente Zaia. È cominciato il countdown olimpico, ogni giorno si parla dell'appuntamento del 2026 e giorno dopo giorno se ne parla di più. Anche oggi sul tema è stato chiamato a rispondere chi, più di tutti, ha voluto le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Qui seguiranno i Giochi Olimpici Giovanili di Valtellina Dolomiti 2028. Prossimo appuntamento dopodomani, a un anno esatto dall'accensione della fiamma olimpica. Saremo a Milano come Milano Cortina e presenteremo il tutto in un grande evento. Siamo pronti perché a differenza delle Cassandre che speravano che non ce la facessimo, ci saremo con le opere sportive, il bob è più avanti del previsto nel cronoprogramma, portiamo a casa 1,8 miliardi di opere che comunque mai avremmo visto in questa regione, abbiamo portato a casa le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, quindi altro grande evento olimpico, arriveranno a Cortina circa 2 milioni di spettatori durante le Olimpiadi, avremo 3,5 miliardi di cittadini del mondo che vedranno le nostre Olimpiadi e sarà un nuovo rinascimento non solo per Cortina, per le Dolomiti, per il Veneto e per l'Italia. Allora stasera Focus alle 21:15, gli ospiti Raffaele Addamiano, Gian Antonio Darè, Pietro Dalla Libera, Alberto Ruggin, Michele Toaldo e Cristian Zara. È tutto per questa edizione di Focus TG, grazie molte a Italo Morao e a Mattia Pizzaia in regia. Ci vediamo stasera, buona giornata.